Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. L'anno era il 1972, questi erano Manolo e Ramon, alias il duo dinamico, un duo che appunto nella Spagna di allora furoreggiava, e questa canzone si intitola Adios verano, adios amor, addio estate, addio amor mio, volano i fogli per strada, i passeri e i gabbiani dicono addio a questo verano ormai andata, a quest'estate ormai andata, che ha visto anche il nostro amore, e poi insomma questi amori estivi che se ne vanno, alcuni fanno le storie Instagram, altri invece se ne vanno e restano nei ricordi dell'anima e nei ricordi del tempo che fu. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi
Giovedì 5 di settembre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati e troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. Ma attenzione, fesso chi non legge radiolibertà.net, perché radiolibertà.net è diventato un giornale online e quindi su un giornale online come questo, secondo voi che cosa potete trovare? Ma naturalmente i sempre puntuali e croccanti editoriali del direttore Giovanni Sallusti, suoi Liberamente. Trovate Vittorio Feltri, che oggi è tornato in grande spolvero e stile come suo solito, e quindi il Bamba della settimana, e poi tutti i suoi interventi, le firmissime, ma ancora le pillole dalle trasmissioni di questa radio e ça va sans dire, i giornali commentati da Giulio Cainarca. Detto tutto questo, fatta questa doverosa diciamo così, introduzione, io voglio anche salutare e augurare buon lavoro a Big Boss Davide, che dalla plancia a comando mi permette quest'oggi di proiettarmi fino a voi. Voglio chiedere scusa ad Antonio Zennaro perché era previsto il suo intervento alle 11:30, ma oggi è giovedì e il giovedì, e mi scuso anche con Fabrizio Graffione, c'è ovviamente la Lega Liguria, per cui alle 11:30 daremo la linea a Genova e ascolteremo naturalmente la Lega Liguria. Poi torneremo alle 12:05 con il Qui Parlamento, l'ultima parte della trasmissione. È arrivata una lettera, volevo salutare il nostro ascoltatore Aldo Pico, perché Aldo Pico, che è anche un radioamatore, non è solo un nostro ascoltatore, ma è anche un lettore. Mi ha letto stamattina su Italia Oggi, quindi scusate se faccio un uso un po' privatistico del mezzo, perché stamattina su Italia Oggi è uscito un mio editoriale. Dovete sapere che io sono una donna. No, non è che io l'ho scoperto così all'improvviso, perché il triangolo no, non l'avevo considerato. È che l'altro giorno dovevo farmi la tessera d'abbonamento ferroviario sul sito di Trenord e il sito mi ha chiesto il codice fiscale. Dopodiché mi ha chiesto se fossi M maschio o F femmina. Clicco M, premo e il sito mi dà errore perché secondo l'algoritmo non c'è concordanza tra il genere sessuale che io ho indicato e il mio codice fiscale. E quindi che fai? Alla fine, bene sì, l'ho fatto, spero che nessun magistrato mi processi per questo. Voglio salutare il mitico presidente di Trenord, mister Andrea Gibelli. Io la racconto con ironia, ovviamente, però cercate di risolvere questo piccolo problema dell'informatica. Alla fine ho dovuto dichiarare che sono una donna e quindi mi hanno dato la tessera. Allora mi scrive il nostro Aldo, se vuoi telefonare 029294 7222 oppure 340 670 9659 per le tue zappe e tutti quanti, mi pare chiaro. E mi scrive questo, sentite qua che cosa dice. Salve egregia signora Antonino Danna. Mi sono fatto 4 risate nel leggerla stamattina su Italia Oggi. È ormai certo che la stupidità delle macchine informatiche moderne genera spassosi equivoci. Bisogna difendersi e lei ha fatto bene a risolvere rapidamente l'irrisolvibile. Le ricordo che Giovannona Coscialunga lei lo deve aver visto molto tempo dopo, dato che nel 73 lei non era ancora nato e non lo era neppure mio figlio, anche se ha solo qualche anno più di lei. Perché io citavo, tra l'altro, Pippo Franco nella scena di Giovannona Coscialunga, quando va al centro elaborazione dati, chiede una fidanzata di tutti, allora il computer, che non può sbagliare, gli assegna GR, la signorina GR 116 da Brescia, che però all'arrivo all'aeroporto è un uomo. E allora, mentre Pippo Franco se ne va in macchina, sbraita tra sé e sé, e dice, e se gli chiedevo un frullatore che me portava, una portaerei, ecco, quindi. E poi continua il nostro Aldo. Cordiali 73 da Aldo Pico, che nel linguaggio dei radioamatori 73, o anche del baracchino del CB che usano i camionisti, 73 sono i saluti. PS, e qui c'è la finezza, le mando solo i 73 e non gli 88, dato che le credo sulla parola e senza dubbio un maschietto, perché 88 sono i baci, è vero. Grazie per avermi creduto sulla parola. Comunque sì, confermo, sono
sono un maschietto, non ho rinunciato, non mi percepisco come donna, insomma, sono fatto come tutti i maschietti, quindi, però per Trenord ho dovuto mettermi a un travestire, se no non potevo farmi la tessera. Capita. Questo è il mondo dell'informatica, il fantastico mondo dell'informatica. 340 670 9659 le vostre zappe, oppure 029294 7222 se volete dire la vostra. Intanto vi diamo gli ultimi aggiornamenti dalle agenzie stampa. L'ADN Kronos batte adesso che c'è stata una sparatoria vicino al consolato israeliano di Monaco, in Germania. La polizia ha reso noto che l'uomo armato è stato neutralizzato, per non dire che l'hanno ammazzato. Vediamo che cosa dice appunto l'ADN questa mattina. Sparatorio vicino al consolato israeliano a Monaco, lo riferiscono i media israeliani, sono intervenute sul posto numerose forze di polizia, hanno scritto su X le forze di sicurezza tedesche. Secondo l'emittente pubblica Cannes non ci sono feriti nell'attacco e l'uomo armato è stato neutralizzato. Un video che circola sui social sembrerebbe mostrare un violento scontro a fuoco, ma l'attacco apparentemente avviene nell'anniversario dell'attacco terroristico alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Già il 5 settembre del 1972 l'orrore si abbatté sui Giochi Olimpici di Monaco quando una squadra di Settembre Nero, un gruppo di palestinesi, fece irruzione nel villaggio olimpico e praticamente fece fuori quasi tutta la rappresentanza israeliana alle Olimpiadi. Da qui Golda Meir, che era, tra l'altro i tedeschi ebbero una reazione con le loro forze di sicurezza che fu completamente dilettantistica, lo possiamo dire, e nell'avere questa reazione completamente dilettantistica, ahimè, altri uomini persero la vita, altri atleti israeliani e non solo. Golda Meir, che era primo ministro di Israele, organizzò poi l'operazione Collera di Dio e credo che l'ultimo l'abbiano ammazzato verso l'ultimo componente di questo comando, perché poi venne fatta fuori tutta la gerarchia che aveva deciso questo attacco. C'è anche un bellissimo film che vi invito a vedere, Munich, bellissimo film che racconta l'operazione Collera di Dio. L'ultimo devono averlo ammazzato verso il 2005-2006, ma li hanno fatti fuori tutti quanti. E vedrete che lo stesso sarà della gerarchia di Hamas. Allora, questo intanto per darvi l'unica, come si dice, la prima notizia che è stata battuta poco fa dall'ADN. Poi abbiamo questo ragazzo di 16 anni, scrive invece l'ANSA, di questo, come diceva anche prima Giulio Cainarca, questo ragazzo di 16 anni, sedicenne, muore accoltellato a Bologna, fermato un minorenne, un altro ragazzo di 17 anni è stato ferito, un ragazzo di 16 anni è morto per le ferite riportate in un'aggressione a coltellate avvenuta ieri sera in via Piave, zona Saffi a Bologna, scrive sempre l'ANSA. Un altro giovane, 17 anni, è rimasto ferito in quella che da una prima ricostruzione sarebbe stata una rissa fra minorenni. E proprio un minorenne è stato fermato dalla polizia che ha anche trovato e sequestrato l'arma. Ad avere la peggio è stato il sedicenne che è deceduto già durante il trasporto al vicino ospedale Maggiore. A dare l'allarme verso le 22:30 sarebbero stati alcuni residenti che hanno sentito gridare aiuto dalla strada. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Buongiorno Antonino, ciao, sono Francesco. Buongiorno a te, dimmi. Ciao, allora mi allaccio a quello che hai appena letto, no? Dell'ultimo fatto che è avvenuto a Bologna con l'accoltellamento, Sì. l'uccisione, così. L'altro giorno parlavi anche di quel ragazzino di 17 anni che Sì. ha fatto quello che ha fatto la propria famiglia, no? Combinazione, ieri sera ero con un mio amico, stavamo parlando di questo ragazzino qua, no? Di cosa gli può essere saltato per la mente per combinare una cosa del genere. Allora io vedo che c'è in giro tanto, questi ragazzi sono molto, hanno dei seri problemi di stare al mondo, di capire come si vive, ecco. Purtroppo sono figli di gente che sono nostri coetanei. Io già negli anni addietro, quando si basticava le discoteche, si andava in giro, vedevo già un certo deterioramento sociale, no? Comportamenti, però all'epoca eravamo tutti 25, 27 anni, così 30 anni,
Però ho detto, questi qua domani quando hanno i figli, se si comportano così, chissà cosa gli possono trasmettere come educazione. E allora ieri sera nella mia bella Arona, sono lì che chiacchiero con mio amico, mi arriva questa bella squadretta di ragazzini, bambini, penso dai 10 ai 12, 13 anni al massimo, tutti belli, spocchiosi, in mezzo alla strada, incurandosi delle che passavano le macchine, in mezzo alla strada, spumacchiando, bestemmiando, bevendo. Dicevo, cacchio, vedi? Noi stiamo qua a parlare di questo qua che ha scannato la famiglia. E questi qua sono i risultati. Questi qua un domani potrebbero essere dei potenziali, perché non hanno, li vedi che sono proprio padroni del mondo, cioè loro tutto è dovuto, tu non gli devi dire niente che se sei il genitore, e i genitori, da quello che posso vedere io, e mi dispiace, non sono in grado di portare avanti l'educazione come i nostri ci hanno insegnato non 100 anni fa, ma fino a 20-30 anni fa c'era ancora un po' imprinting della famiglia, poi la scuola aiutava ancora di più per inserirti e capire un po' l'educazione civica, il rispetto e un po' di farti una cultura per avere un futuro di una persona, diciamo, per bene. Purtroppo mi sembra di non vedere queste cose, c'è proprio un degrado, quello che vedo io nel mio piccolo, poi dopo magari sono smentito ma non penso proprio. Voglio sapere cosa ne pensi, Antonino. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata, anche se qua da Roma diluvio universale, brutto tempo e un po' d'acqua ci voleva che rinfresca, va bene anche per il lago che viene su. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao Antonino. Francesco, io penso che non vedo errori nel tuo ragionamento. Cioè c'è una adolescenza completamente allo sbando, convinta di sapere tutto della vita, della morte, dei suoi misteri, delle cose da fare, da non fare, del sesso, di qualsiasi cosa, sol perché hanno questo fottuto pippolo di plastica, questo coso qua che una volta serviva per telefonare e che oggi è il loro accesso a qualsiasi verità incontrovertibile. In realtà sono dei bietoloni che cadono in una cosa che io ho sentito dire a Umberto Eco in un video formato AVI, se ve li ricordate, il formato AVI che usava Windows 95 e Windows 3.1, Video for Windows, ve lo ricordate? Ecco, io ricordo, era il 1997, c'era questo video di Umberto Eco dentro, credo un CD-ROM che era uscito, mi pare, con l'Espresso, una cosa del genere, io l'avevo pigliato, e Umberto Eco diceva proprio questa cosa qua, cioè questa overdose di informazione che è stata portata da internet non ci dà alcuna informazione, perché tu puoi morire sia di fame che di abbuffate. Allora, era vero nel 97, è vero a maggior ragione oggi, perché questi ragazzi intanto non sono lettori, ma secondariamente non hanno nessuno strumento per potersi muovere nel mare magnum delle reti. Non sono lettori, non sono interessati a informarsi, non vengono stimolati a chiedersi il perché attorno alla realtà e di conseguenza questi credono che basta che ammaccano qua, il primo risultato è quello buono. E non funziona così. Non funziona così per i boomer e non funziona nemmeno per loro che credono di saperla così lunga. Detto ciò, c'è anche il fatto che molto spesso vengono lasciati a loro stessi. Figli unici, coccolatissimi, viziatissimi, madri, padri pronti a giustificare qualsiasi cazzata del virgulto, e questo è il risultato. Questo è il risultato. Poi francamente è invalsa adesso quest'uso generalizzato della bestemmia. La bestemmia era tipica dei carrettieri, degli strati più poveri e più ignoranti della popolazione all'inizio del Novecento. All'inizio del Novecento si è cercato di fare una vera e propria crociata per adottare dei modi un pochettino più civili, più urbani nel corso del XX secolo. Ora siamo tornati indietro di nuovo al Novecento. E il bello è che molta di questa gente viene da regolari frequentazioni del catechismo, la fotografia, il regalo della prima comunione, il regalo della cresima, la cerimonia e quella, la cosiddetta, diciamo così, religiosità dello sfondo. Comunque, Carlo Cambi, se è pronto andiamo con la sigla di Ufficio Cambi, vai pure Big Boss. Momento che adesso arriva, questo è il bello della diretta. Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare.
Andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, a lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe. Andare, camminare, lavorare, i prepotenti tutti chiusi a chiave, i cani con i cani nei camini, le rose sui balconi, i gatti nei cortili. Andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare, Dai, lavorare. Oh, Carlo, ci sei? Palesati, se ci sei batti un colpo. Vediamo un po' se riusciamo a beccare il nostro Carlo Cambi, che naturalmente implacabile come sempre, oggi ne ha veramente per tutti. Carlo, ci sei? Io ci sarei, ma non vedo un piffero, non so che è successo. Eccomi, ciao. Oh, io non ti vedo ancora, ma tra poco vedrò la tua immagine. Lo so, aspetta un attimo, ora è attivo. Mi vedi? E te lo dico sì, ora sì, eccoti qua. Ciao Carlo. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Antonino. Buongiorno a te. Con voi. E con il tuo spirito. Senti. Viva, viva San Giuliano, protettore dell'anima mia. Carlo, io stamattina ho seguito la rassegna stampa, condotta sempre magistralmente da Giulio Cainarca, ma ammetto che avrei volentieri sparato al televisore, ma non per Giulio o per che cosa, ma perché ho notato una piccola cosa che mi ha fatto meditare. Uno dei quotidiani più importanti di questo paese, un quotidiano che ha rappresentato la storia d'Italia, sul quale hanno scritto fior di intellettuali, premi Nobel, scrittori, il meglio della cultura italiana del XX secolo. Ma stiamo parlando del Messaggero di Sant'Antonio? No, non è quello, è un altro giornale che viene stampato a Milano. Ecco, quel giornale ha dedicato, credo, 4 o 5 pagine al caso San Giuliano. Ora, tutto questo interesse per delle scopate, posso fare un attimo l'imitazione, posso essere un po' il Vittorio Feltri della situazione, con molto rispetto per il maestro. Allora io non capisco perché è tutto questo necessario di scrivere per una scopata. Cioè, ma o più di una, anche perché, come dice il maestro, come ha citato più volte il maestro Feltri, il piacere dura poco, la posizione è ridicola e non me la ricordo più. A questo proposito ti racconto una storiella. Sì. Si dice che un antiquario di Spoleto, che era uso collezionare di tutto, Cambi non lo vedi, ma io vedo Antonino, quindi prova ad ammaccare di nuovo la cinepresa, vediamo se staccando e riattaccando riparte. Clicca l'icona la cinepresa. Vabbè, io stacco e riattacca. Vediamo un attimo. Ammacca. Big Boss, tu adesso lo vedi? Per il momento no, per il momento, ecco, ora io lo vedo. Vabbè, poi durante il jingle allora stacchiamo e ripartiamo, non ti preoccupare. Allora, a Spoleto c'era st'antiquario che aveva girato il mondo mettendo insieme la qualunque e in tarda età diventa amico di un cardinale che tutti i venerdì va a giocare a scopa a casa dell'antiquario. Una sera però questo antiquario dice: guardi eccellenza, lei mi rende orgoglioso di questa amicizia, ma io sono un uomo tremendo, sa, lei bisogna che prima ascolti i miei peccati per continuare questa frequentazione, perché io ho avuto rapporti con meretrici a est, a ovest, ho avuto rapporti plurimi con un sacco di donne, ho fatto delle nefandezze anche con delle minorenni. E l'arcivescovo, senza cagarlo,
di pezza, 3, basso, 3, arcivescovo, mi ascolti, io sono un reprobo, sono un uomo infame. E a un certo punto l'arcivescovo lo guarda e gli fa: ascolta, peccato de fregna, il Signore non lo segna. Lo trovo splendido, veramente. Il livello del dibattito pubblico in questo paese ti rendi conto da ieri sera è arrivato rasoterra. Tu ti rendi conto che stiamo con una finanziaria che impegna l'Italia, dato il patto di stabilità per i prossimi 7 anni, perché dobbiamo fare un piano di rientro del debito e del deficit lungo 7 anni, quindi il povero Giorgetti deve ipotecare il futuro di questo paese per i prossimi 84 mesi, che non è proprio un'economia. 84 mesi sono un tempo giurassico, è una cosa lunghissima. Siamo di fronte ad una crisi epocale dell'Europa con Mario Draghi che ha tutte le sue responsabilità, ma ieri gli ha detto: se non cacciate i soldi l'Europa è finita. Siamo di fronte alla Germania che chiude le fabbriche di automobili e, come giustamente scrive oggi Seminario nel suo blog, nel suo sito, è il canarino nella miniera dell'industria europea. Stiamo in una condizione di precarietà assoluta della nostra nazione, ma soprattutto dell'Europa, alla quale peraltro abbiamo svenduto i balneari senza colpo ferire, e di questo magari ne parliamo un attimo. Sì. A fronte di tutto questo si stiamo occupando di San Giuliano senza porsi la domanda fondamentale: ma la signora Boccia da chi è protetta, da chi è mandata e da chi è animata? Perché se mi raccontate che questa storia è una delusione d'amore o è semplicemente un eccesso di delusione della signora, che io ci credo come credo che i ciuchi decollano da Linate, chiaro? Sì, signore. Questa signora è stata mandata lì apposta per destrutturare il governo, e ce l'hanno mandata probabilmente gli stessi che insieme a Stiano e a quell'altro hanno dossierato la qualunque. Il tema qui non è se San Giuliano si è comportato bene o male dal punto di vista morale, è se questo Stato è permeabile o meno dal ricatto di poteri occulti. Questo è il vero tema. Non trovo una riga su nessun giornale su questa faccenda. Ok? Esattamente. E l'opposizione fa ridere, perché dice: San Giuliano doveva venire in Parlamento a riferire piuttosto che andare a riferire di che? Ma chiamassero il presidente del Copasir, chiamassero il presidente della commissione antimafia a raccontarci che cosa succede nel deep state in questa Repubblica, da quando è al governo il centrodestra, chiaro? Allora, per citare Pasolini, ti dico: è chiaro che la moralità dei comunisti non serve a nulla. No, a parte che la moralità dei comunisti, lasciamo perdere. Sì, ancora c'è quello col profumo preso all'aeroporto. Ci vogliamo fare l'elenco delle consulenze, dei consulenti? Lasciamo perdere. Lasciamo perdere, se no i 3.000 miliardi di deficit di questo paese come te li spieghi? No, fammi capire. Appunto. Allora, ma è vero, un ministro non si dovrebbe comportare come si è comportato San Giuliano. Questo è assolutamente vero. Ok? Dovrebbero essere tutti la moglie di Cesare. Su questo non c'è dubbio. Ma se un ministro si innamora di qualcuno, deve avere il coraggio di andare avanti alle telecamere e dire: mi sono innamorato di Tizia, lascio mia moglie e da qui avanti sono faccende mie, ok? Invece di fare ammuina come ha fatto San Giuliano, ma d'altra parte come dire, è nello stile di vita del soggetto, ma lasciamo perdere. Però questo rispetto ai temi che la faccenda sottende in sé, ma rispetto alla dimensione della faccenda, rispetto alla dimensione dei problemi che il paese ha, è ridicolo che il Corriere della Sera dedichi 6 pagine a questa faccenda. Ridicolo. Perdonami Carlo, io aggiungerei però anche un'altra cosa. Un ministro della Repubblica non ottiene uno spazio di 15-20 minuti nel telegiornale della rete ammiraglia della RAI pagata dal canone per raccontare i cazzi suoi, mostrare i biglietti e il rapporto e questo e quest'altro. Se io fossi il direttore del TG1
se io fossi stato al suo posto avrei rifiutato la richiesta di... No, ma io faccio un altro ragionamento. Cioè la Meloni secondo me si sarà incazzata forte. E facciamo un altro ragionamento e parliamo di noi due che apparteniamo a un ordine, poi mandiamo il jingle. Sì. Ma l'ordine dei giornalisti non ha nulla da dire. Ma la deontologia di questo mestiere che fine ha fatto? Bella domanda. Cioè, ma se io fossi ancora direttore come sono stato ai tempi miei, una roba del genere, ma non esisteva. Cioè, avrei mandato un inviato dal ministro San Giuliano con una lista di domande chiedendo: ci risponde sì, no, servizio di 3 minuti perché è d'attualità, arrivederci, grazie. Poi lasciavo che se ne occupasse Signorini al Grande Fratello e sui suoi giornalini gossip, ma qui il tema centrale è questa domanda a San Giuliano non è stata fatta. Dottor San Giuliano ha avuto l'impressione che la dottoressa Boccia agisse eterodiretta in nome e per conto di qualcun altro? Punto. Jingle. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci qua di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà, alle 11, 3 minuti e 36 secondi. Qui, allora Carlo, già che ci siamo, direi che potremmo accantonare adesso il caso San Giuliano, perché abbiamo delle cose un pochettino più impellenti diciamo così, delle cose più da dirimere, sì. Non capisco quale sia questo ritorno aperto, perché io non sento doppio, sento perfettamente Carlo singolo e io sento me stesso a posto. È vero che la mia dimensione è tale per cui sono plurimo, ma la voce è una sola. Beh sì, ma poi come diceva Walt Whitman, ebbene sì, mi contraddico, del resto sono vasto, contengo moltitudini. Allora, c'è una telefonata, la prendiamo subito. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, ciao Carlo, sono Vito di Matera. Devo dire una cosa, io ho sentito parlare del radio, la commozione, il pianto. Giuro, io non sto capendo niente di questa telefonata perché l'audio è penoso. Mi senti ora? No, va così a pezzi, a spizzichi e bocconi. Facciamo una cosa, Davide, per favore, staccaci, metti una canzone e ripartiamo, perché sennò non ci arriviamo più a portare a casa questa trasmissione. Oggi la tecnologia non ci assiste. And your thoughts won't fit together, so you sleep light or whatever, and the night goes on forever. Then your mind change like the weather. You're in need of Dr. Tower and Professor Feather. Even clouds seem bright and breezy, cause the living is free and easy. See the rat race in a new way, like you're waking up to a new day. It's a wise thing if you're clever. Take a lead from Dr. Tower and Professor Feather. Find the end of a rainbow, fly wherever the winds blow. Laugh at life like a sideshow. Just what you need to make you feel better. Just what you need to make you feel. Just what you need to make you feel. Just what you need to make you feel.
Ci siamo di nuovo? Come ci senti adesso, Davide? Vediamo un po' che cosa ci si dice, se siamo di nuovo in onda. Vediamo un po'. Sì, ora meglio. Perfetto. Allora. Bene, Vito, se vuoi tornare a telefonarci, fai pure le 11, 7 minuti e 11 secondi qui a Radio Libertà, puntata tra l'altro numero 834 di Zub, mi ero dimenticato di dirvelo, in questo 5 di settembre. Senti Carlo, in tutto questo però appunto il mondo ha delle cose un pochettino più serie di cui occuparci, in particolare appunto c'è la manovra in arrivo, la questione dei tassi e in più c'è sempre lì sullo sfondo la questione dei balneari che ieri abbiamo saputo sono prorogati fino al 2027. No, allora, no? I giornali raccontano quello che... Telefonata. Pronto, chi è là? Pronto? È caduta la linea, sono Vito. Prima non sentiva. Dici. Ciao Antonino, sono Vito di Matera. Sì, ben trovato, dici. Senti, niente. Ieri ho sentito San Giuliano su 4 e ho sentito che si commuoveva, piangeva. Anche a me è venuto da piangere, perché quando sento piangere i politici mi sembra che c'è sta puzza fregatura. No, chiudi, l'audio va veramente penoso, chiudiamo. Va bene, torniamo a noi. Allora, stai dicendo, scusaci Vito, mandaci un WhatsApp scritto perché francamente oggi non l'ho capito che cos'ha l'audio di questa trasmissione. Comunque andiamo avanti, prego. Niente, i balneari, i giornali hanno scritto quello che gli ha fatto comodo. Non è andata come raccontano i giornali, è assolutamente in un altro modo. È tornato di moda Enrico Di Valois, che poi diventa Enrico IV. Bruxelles va bene un ombrellone, sostanzialmente gli è stato detto: vuoi Fitto vicepresidente della Commissione Europea? Sì, allora dacci lo scalpo dei balneari, questa è la storia, ok? Altrimenti non si capisce perché prima del Consiglio dei Ministri la Meloni abbia chiamato Tajani e Salvini alle 11 e poco prima il Consiglio dei Ministri ha detto: ragazzi, la soluzione balneari è questa, che è una soluzione che scontenta i balneari ovviamente, ma questo probabilmente farebbe poco fatto, ma soprattutto dimostra che l'Italia non è ancora in grado di contrastare Bruxelles, perché c'è tutta una parte dell'Italia che tira a vantaggio dell'Unione Europea contro gli interessi nazionali. Il decreto sostanzialmente stabilisce questo, che si prorogano le concessioni fino al giugno 27, quelle che sono adesso in essere, per dare tempo ai comuni di organizzare le gare, ma le aste già organizzate, indipendentemente dal modo in cui sono organizzate, vanno avanti. Se del caso non si riesce entro il giugno del 27 a organizzare le gare, il ministro delle infrastrutture, in questo caso Salvini, ha agio di prorogare fino al marzo 28 le concessioni, dopodiché si fanno le gare per forza. Dentro il decreto, che è stato scritto a Bruxelles, non a Roma, ci sono una serie di cose incomprensibili. Per esempio, non si capisce perché ci deve essere l'occupazione nella totalità o vicino alla totalità di persone under 36 negli stabilimenti balneari. Che c'entra questo con la concorrenza? Lo sa solo Dio. E la domanda che mi faccio è: ma se io ho 40 anni, non viene violato il mio diritto all'occupazione se tu metti una barriera a 36 anni nell'occupazione degli stabilimenti balneari? Tanto per stare dentro l'idea della libera concorrenza. Seconda cosa, non viene riconosciuto ai balneari l'avviamento. Te dirai: ma l'avviamento che c'entra? Sì, c'entra, perché località come Viareggio, come Rapallo, come la stessa Porto Qualto, eccetera eccetera, sono diventate famose anche per il lavoro dei balneari, e il lavoro dei balneari ha generato valore aggiunto per quei territori che gli va riconosciuto, e invece il decreto non lo riconosce. Non solo, gli viene consentito un indennizzo da parte di coloro i quali subentreranno alla concessione per gli investimenti fatti negli ultimi 5 anni
ammesso e non concesso che non siano già stati ammortizzati o che non siano stati fatti con contributi pubblici, che significa che da qui al 27 tu non avrai nessun tipo di investimento su nessuno stabilimento balneare, il che significa che da qui al 27 l'offerta turistica balneare italiana, che vale 60 miliardi diretti e porta un indotto incredibile sulle località di mare, non faranno nessun investimento. Ultima cosa, era stato promesso ai balneari, ma è una cosa che andrebbe fatta indipendentemente che veniva approvato l'articolo 49 del regio e fascistissimo codice della navigazione, che dice: qualora la concessione decade, tutti i beni costruiti sulla concessione vengono incorporati dallo Stato senza indennizzo. Bene, questo rimane. Allora la domanda è: i bagnini saranno la categoria più sudicia del mondo, i bagnini saranno la categoria che evade più tasse del mondo, i bagnini saranno i più cattivi del mondo, ma per una legge che teoricamente dovrebbe aumentare il valore delle imprese perché incrementa la concorrenza, si nega l'essenza stessa dell'impresa, e cioè che si fa imprenditoria per patrimonializzare, per investire e per avere un ritorno dall'investimento. Questa è la verità di questo decreto. Se qualcuno vuole raccontarlo per com'è, bene. Siccome però fa comodo oggi da una parte a sinistra dire che i balneari vengono finalmente bacchettati e a destra, per non disturbare il manovratore che si chiama Giorgia Meloni, si dice che è una cosa straordinaria. No, è fatta malissimo, punto. Infatti, abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Pronto, ciao, sono Mauro di Reggio. Quello che volevo dire io, pronto? Pronto? No, non siamo fortunati coi telefoni, niente, non ci telefonate, mandateci direttamente le zappe 340 670 9659 oppure gli audio attraverso il WhatsApp. Oggi va così. Torniamo a noi, Carlo. Mi scuso anche con te, Mauro, perché ogni tanto capita che la tecnologia faccia un pochettino i capricci. Allora, in tutto questo però, oltre alla vicenda dei balneari, abbiamo anche la Germania e la Francia con i problemi dell'occupazione, e aggiungerei anche una cosa, lo notavo qualche giorno fa, insomma io lo dicevo in trasmissione, Germania e Francia, una è nelle peste sotto il profilo economico perché la Germania si sta spappolando letteralmente, l'altra è 2 mesi che non ha un governo dopo che quel fenomeno di Macron, pur di distruggere la Le Pen, ha fatto le umane divine cose perché vincesse una coalizione di sinistra nella quale l'occhio destro odia il sinistro nella stessa faccia. Ma guardate questi dove vogliono andare? Allora, intanto la Francia economicamente sta messa malissimo, perché gli è esploso il debito pubblico, è stato sopra il 100 del PIL. È vero che hanno un'industria abbastanza progredita e quindi però non stanno messi bene, tant'è vero che per esempio la riforma delle televisioni pensata da Macron è sostanzialmente per il welfare, inizia a vedere un riduzione del primo e un lavoro di mi fa pensare all'analisi storica, no? La Le Pen è stata sempre presentata come una nemica della democrazia, eccetera, eccetera. Ma Macron si è comportato esattamente come Luigi XIV a parlare di Luigi, cioè ha un atteggiamento da Dodomeni, tant'è vero che, come vedete, ha esercitato questo cupio dei soldi delle elezioni anticipate, eccetera, eccetera. Non so come ci troveranno. Per quello che riguarda la Germania sta come un vestito novello quello che sta capitando. Perché la Germania ha fondato il suo sviluppo economico a partire dagli anni 2000 su 3 pilastri: sfruttare al massimo possibile l'Unione Europea per tenere al guinzaglio tutti i concorrenti possibili, primi tra tutti gli italiani. Tant'è vero che dall'allentamento della pressione tedesca sull'Unione Europea se ne ricava che l'Italia torna ad essere il quarto esportatore mondiale. 2. Sull'industria praticamente monoculturale, cioè automobili, cioè industria pesante sostanzialmente, perché poteva produrre con il gas russo a costi energetici bassissimi,
l'esportazione forse è nata soprattutto verso la Cina per sostenere i suoi conti. Ok? Sì. Bene. La Cina non conta più, perché la Cina sta pure lei messa in condizioni economiche non brillanti. Il gas russo a 0 euro non c'è più. La flessibilità del sistema industriale tedesco non è quella che il mutamento continuo di mercato richiede. Quarto, l'idea del rigore ad ogni costo della Germania, che ha poi innervato di sé anche i patti di stabilità dell'Unione Europea, non consentono manovre di bilancio espansive al governo tedesco. Risultato? La Germania è la zavorra d'Europa, ma è una zavorra talmente pesante che ieri Draghi ha detto: o cacciate i soldi in investimenti massicci o l'Europa è finita. Aggiungo che noi abbiamo fatto la straordinaria cosa di confermare alla presidenza europea Ursula von der Leyen, prima responsabile del Green Deal, primo responsabile, come peraltro gli aveva scritto il capo economista della Deutsche Bank 3 anni fa, del disastro che lo stop ai motori endotermici nel 2035 avrebbe generato nell'industria automobilistica, che avrebbe dovuto pagare un prezzo di 840.000 posti di lavoro distrutti, ed è esattamente quello che sta succedendo. Ma nonostante questo l'abbiamo rieletta Presidente della Commissione Europea, abbiamo rifatto l'accordo con i Verdi e lei nella sua prima dichiarazione ha detto: il Green Deal non si tocca. Ora io voglio vedere questi come ne escono. Io dico, se non ci fosse però un piccolo dettaglio, che se questi non ne escono non ne esce manco l'Italia, perché noi siamo legati mani e piedi a quella zavorra che si chiama Europa, e se affonda l'Europa affonda anche l'Italia, con una preoccupazione in più però, che avendo noi 3.000 miliardi di debito siamo esposti più di altri ad essere le prime vittime del crollo dell'impero. Questo è il quadro. Ma tutto questo a noi ci fa un baffo, perché l'unico crollo che ci interessiamo è quello dell'89, mi pare 89 d.C., che è quello di Pompei, giusto? 79. 79, scusami, d.C., che è quello di Pompei. Esattamente, con annessa a disposizione delle tavole per 2000 invitati. Esatto. Così, per dire parole in libertà. Ecco. Beh, siamo a Radio Libertà, d'altra parte. Certo. Carlo, scusa, ma questi se vanno a Lourdes trovano aperto o chiuso? No, trovano chiuso. Perché la Madonna non li riceve. Ecco, ma allora... Perché gli dice, lì non ci arrivo manco io. Ma sai, mi ricorda molto la barzelletta di quello che era andato a confessarsi dal prete, gli tira fuori tutta una caterva di peccati, e quello gli dice: no figliolo, io non ti posso assolvere, legittimamente ti può assolvere il vescovo. Allora il tizio torna, si confessa col suo vescovo diocesano: no figlio, no, nemmeno io ho queste facoltà, devi andare alla congregazione della dottrina della fede, dal cardinale Ratzinger. Lui va dal cardinale Ratzinger: no, nemmeno io potere assolvere te, vai da Papa Wojtyła. Allora va dal Papa polacco, da Papa Wojtyła: no fratello, io non ti posso assolvere, devi parlare direttamente con lui. E allora questo si mette davanti al crocifisso, dice: signore, io, e tira fuori tutta sta roba. Il crocifisso lo guarda giù e gli dice: sai che per quale motivo io sono quassù con i chiodi nelle mani? Sì, per la malvagità degli uomini, certamente, ma anche per un altro motivo, perché così non posso scendere giù e spaccarti la faccia. Io ho l'impressione, ho vagamente l'impressione, che se questi vanno davanti al crocifisso, il crocifisso gli dice questa cosa, perché qui siamo fuori dalla grazia di Dio. La cosa carina che è successa ieri, ti ricorderai, no? Timmermans, allora no ai pesticidi, dovete smettere di produrre in agricoltura, siete degli inquinatori bestiali, chi se ne frega, compriamo fuori da... Te lo ricordi, no? Poi sì. Poi si mettono in moto trattori, prendono l'assedio Bruxelles, ieri esce il documento frutto di un anno di consultazioni con tutte le
associazioni agricole, eccetera, 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 in cui viene detta che cosa? La PAC è sbagliata, il farm to fork fa schifo, dobbiamo mettere in mano al portafoglio e sussidiare i piccoli agricoltori perché la politica agricola che avevamo immaginato ammazza il settore, punto. Ma nonostante questo, Ursula von der Leyen è presidente della Commissione europea. Ecco, e in tutto questo io ti do una notizia che è stata battuta 14 minuti fa dall'ADN Kronos, che viene titolata in questo modo, ed è la notizia di apertura, tra l'altro, del sito dell'ADN Kronos. Ucraina Putin, Russia pronta a negoziare e vota per Kamala Harris. Il presidente russo: non abbiamo mai rifiutato di trattare, il messaggio in vista delle elezioni USA. Biden dice che bisogna sostenere Harris e noi la sosteniamo. Le prese per il culo di Putin nei confronti di Biden sono di una ferocia straordinaria, fin da quando all'inizio gli disse: mi raccomando, riguardati la salute. E ti dico cosa ha detto Vladimir Putin, scrive l'ADN Kronos: non chiude i negoziati con l'Ucraina per porre fine alla guerra e tifa per Kamala Harris contro Donald Trump nelle elezioni in programma negli USA il 5 novembre. Il presidente russo tiene un intervento fiume all'Eastern Economic Forum di Vladivostok. In 44 minuti, il più lungo discorso tenuto all'EEF, il leader del Cremlino tocca una serie di argomenti. Se siamo pronti a negoziare con loro? Non abbiamo mai rifiutato, dice, riferendosi alla possibilità di un dialogo con l'Ucraina. Secondo quanto riporta l'agenzia russa TASS, Putin ribadisce che eventuali negoziati devono svilupparsi sulla base di quanto concordato e siglato a Istanbul 2 anni fa in Turchia. Secondo l'Ucraina non è stato raggiunto alcun accordo di partenza. Sul campo, dice Putin, è sacrosanto dovere delle forze armate russe fare di tutto per cacciare il nemico da questi territori e proteggere i nostri cittadini. E naturalmente il paese intero deve fare di tutto per sostenere le persone. L'obiettivo del nemico, attaccando Kursk e le aree al confine tra Ucraina e Russia, era di innervosirci per farci trasferire le truppe da una zona all'altra e fermare la nostra offensiva nelle zone cruciali, in particolare nel Donbass, la cui liberazione è il nostro obiettivo numero 1, insiste Putin. Ma aggiunge: le truppe russe hanno stabilizzato la situazione e iniziato a spingere gradualmente fuori le forze ucraine dai territori di confine. Gli Stati Uniti hanno appena varato un nuovo pacchetto di sanzioni per colpire individui ed entità che hanno tentato e tentano di influenzare il voto di novembre. Putin intanto afferma di sostenere Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca dopo il ritiro di Joe Biden. Il presidente americano ha raccomandato agli elettori di sostenere Harris. La sosteniamo anche noi, dice Putin. Carlo, per favore, di qualcosa tu. Ma non è che si sono visti a Pompei, no? Lui e l'Aris. E comincio a pensarlo pure io. Qui siamo al cabaret, veramente. Beh, allora, cerchiamo Sa di come la prende Trump? Figura, sarà felicissimo. Voglio vedere come se la leva l'Aris ora questa il bacio della morte, oh. Come si leva questa settimana. A parte questo, cioè, ti immagini i nostri del PD che sono a parole contro Putin, innamorati di Kamala, che improvvisamente gli tocca di lì. Vanno in cortocircuito. Cioè, PD.exe ha smesso di funzionare. Annulla, riprova, tralascia. Sì, cioè, vabbè, è bravo Putin. Però se cerchiamo di essere seri, c'è un dato che a me molto preoccupa. Come sai, io sono figlio israeliano, sono un amico degli ebrei, sono protettore di quella nazione, siamo in due, di quella religione, di quel territorio. Però il compagno Zelensky ha cambiato metà governo, ok? Il compagno Zelensky è un presidente abusivo perché il suo mandato è scaduto a maggio e la Costituzione ucraina prevede che lui si dimetta, ma nel caso di impedimento di fare nuove elezioni la titolarità di rappresentanza del paese passa al presidente delle Camere. Zelensky continua a esercitare un potere non avendone legalmente il fondamento. Dirai, ma è una questione di lana caprina? No,
è una questione fondamentale. Perché? Perché se io sono lì per difendere i principi democratici e sono lì sacrificando uomini e mezzi e anche le mie popolazioni, perché è fuori di discussione che la devastazione economica che la guerra di Ucraina ha prodotto in Europa non è minimamente paragonabile al prezzo che sta pagando l'America, devo pretendere che ci sia chiarezza e trasparenza nella istituzione che regge l'Ucraina. Apro e chiudo il parentesi. Non vale neppure l'obiezione che essendo in guerra non si può fare le elezioni per due motivi. Primo, perché l'Ucraina continua a partecipare a tutte le competizioni internazionali sotto la propria bandiera e continua ad ospitare tutte le manifestazioni internazionali sul proprio territorio. Quindi evidentemente i focolai di guerra sono ridotti in alcuni scenari e le elezioni potrebbero essere tranquillamente svolte. La riprova è che i russi hanno fatto il referendum e le elezioni nel Donbass tranquillamente. Detto questo, voglio sottolineare il fatto che in Israele si dice che Netanyahu è sotto schiaffo, che non c'è un esercizio democratico, è un errore. Il governo Netanyahu alla Knesset gode della maggioranza parlamentare e in una democrazia a dire che Netanyahu se ne deve andare può essere soltanto uno strumento, il Parlamento che gli vota la sfiducia. Questo non è avvenuto, quindi Netanyahu è perfettamente e democraticamente il rappresentante di Israele, però su Netanyahu c'è l'obiezione di essere un tiranno di guerra e su Zelensky c'è l'applauso di essere un conducatore del paese verso la libertà. Queste contraddizioni, che sembrano apparentemente questione dalle gulei o se volete dei cachini o dei cavilli, sono in realtà il fondamento dell'ipocrisia internazionale. Sapete perché? Perché Biden in Ucraina difende interessi americani legati alla sua cerchia personale, mentre in Israele viene abbandonato quel paese perché gli americani sanno perfettamente che Israele ha una posizione dal punto di vista economico equidistante fra America e Russia, fra America e Cina. E quindi, per ragioni economiche, se Israele viene fatto fuori, c'è la possibilità di presidiare attraverso alleanze economiche con Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, un'area nevralgica del mondo. Quindi l'Ucraina va tutelata perché è enclave economica che fa comodo all'America. Israele può essere sacrificato perché è un enclave economico che ostacola l'espansione degli interessi americani nell'area medio orientale. Questa è la verità. Questa verità però non la racconta nessuno. E per nascondere questa verità si costruiscono castelli di patenti democratiche, antidemocratiche, eccetera, eccetera, di stragi, di non stragi, eccetera, eccetera, che vanno bene. Ma io faccio una domanda. Ma se tu sai che ti stai svenando per gli ucraini, sai che gli ucraini bombardano il Nord Stream 2 mettendoti alla canna del gas e quindi sai che coloro i quali che stai aiutando nei comportamenti ti stanno generando la più grave crisi economica che tu possa conoscere e fai l'indifferente? Io mi domando, ma il peso specifico delle diplomazie occidentali in queste faccende dov'è? E sai che cosa ti dico? Che è l'ennesima dimostrazione che l'Europa è una presa per i fondelli. Ecco, e con questo viatico noi chiudiamo l'ufficio cambi di oggi, ci ritroviamo il 12 settembre, caro Carlo, al piacere di riascoltarci e naturalmente di guardare che cosa accade al mondo. Adesso la Lega Liguria con Fabrizio Graffione, noi torniamo alle 12 con Epos, Gabriella Ronza riprende la sua rubrica sulla mitologia, si parla dei miti dell'estate e poi avremo qui Parlamento. A dopo. Ciao a tutti! Avete ascoltato Ufficio Cambi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio.